Nel 2015 si è assistito a una diminuzione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo. Negli anni a seguire, i Paesi membri del DAC, ovvero il Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, hanno contribuito a rafforzare le politiche di collaborazione. Ciononostante, in Italia si è stimato un contributo medio al DAC inferiore rispetto agli altri 30 Paesi che ne fanno parte. La collaborazione per lo sviluppo sostenibile deve realizzarsi a livello internazionale, nazionale e locale e coinvolgere istituzioni pubbliche, settore privato e società civile, rafforzando la solidarietà a livello globale e tutelando i bisogni delle categorie più vulnerabili. Cosa possiamo fare? Essere inclusivi e solidali. Sostenere paesi e realtà svantaggiate tramite donazioni, anche piccole. Preservare l'ambiente e rispettare ogni luogo. Informarsi costantemente per poter conoscere qualsiasi situazione e poter dare un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'ONU. Per approfondire questa e altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUd.